Ma come si mangia nel nuovo bistrò di Max Mariola? Scopriamolo subito. Iwayu, ciao, benvenuto, bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video direttamente da qui, Milano, la bella Milano, con mia bella Madonnina. Signori, oggi siamo qui al bistro di Max Mariola, un locale aperto lo scorso 29 marzo, quindi è un mesetto a questa parte, nuovissimo. Partiamo col dire che Max Mariola è un volto conosciutissimo, non solo del web ma anche della televisione italiana. Infatti è il volto del Gambero Russo Channel, canale satellitare di Sky, è un cuoco molto conosciuto, youtuber italiano, fa tante bellissime prelibatezze sul suo canale YouTube e noi oggi siamo qui a Milano a provare le sue prelibatezze nel nuovo bistrò che ha aperto qui in zona Brera, mi dicono, io non sono pratico della zona. Prima di tutto lasciate un bel mi piace, se questi contenuti vi piacciono sul cibo, se ne vorreste altri fatemelo sapere, in qualsiasi altro locale voi mi vogliate io vado. Iscrivetevi al canale per questi ed altri contenuti e soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti se avete già provato le robe che cucina Max Mariola in sé. Ragazzi, io non vedo l'ora, ho letto tante belle recensioni, ho letto anche delle critiche perché rispetto al suo primo ristorante che ha aperto a Milano comunque non si tratta di roba molto chic, tratta anche di panini. Questa è una novità che ha voluto fare appunto lo chef. Noi ci andiamo subito a sedere, vi faccio vedere un po' il menù e poi pappiamo. Let's go. Comunque ho visto il locale, a partire da fuori è molto carino, tutto nel rosso. Poi vabbè, magari dopo ve lo faccio vedere anche un po' meglio da dentro. Per il momento cominciamo a scannerizzare il menù e vediamo di cosa si tratta. Come ti piace la patata? Vabbè, in qualsiasi modo possiamo dire. Patata, uovo, tartufo, pecorino romano, guanciale, patata spalla cotta affumicata proibita, uovo fritto fontina, patata prosciutto parma, stracciatella, pomodori arrostiti. La burrata tonda morbida e goduriosa, cioè mediterranea alla romana, cicoria e bottarga tartufata, fritto, tutto più buono fritto ovviamente, alette speziate con salsa di lo yogurt, patate croccanti, tutti i fritti vengono serviti con le salse alla casa. Poi c'è il panino, come già vi annunciavo, ci sono vari tipi di panini, crispy chicken, zingara, cheeseburger, vegetariano, croque monsieur. Ok, poi c'è l'insalata, non deve essere per forza fredda ma buona sempre. Pasta, che fai? Te ne vuoi privare? Max e cheese, cacio e pepe al limone, alla checca, amatriciana, poi c'è la carne, un po' di cicca buona, fino all'osso, fettina impanata, controfiletto, il dessert, bar e cantina, vabbè con i vari vini. Ok, dobbiamo un attimo capire su cosa buttarci, perché vorrei provare varie cose sinceramente. La prima volta che vengo a provare la cucina di Max Mariola voglio dare un giudizio un po' più completo. Poi intanto vi mostro questa chicca, diciamo la bottiglia d'acqua tutta brandizzata, Max Mariola, acqua potabile, microfiltrata, naturale. Signori, ci siamo! Allora, amatriciana per Roberta, mentre cheeseburger con tutta quest'altra bella roba per me. Allora, io farei cominciare subito Roberta a provare la sua amatriciana. Wow, che bello! Che si presenta in questo modo, bella callusa. Ciao, pendiamo tutti dalle tue labbra, sii sincera come sempre. Buonissima. Subito, cioè, è stato uno spettacolo a prima vista. Mamma mia, aspetta. La pasta cotta al punto giusto. Tutti gli ingredienti della matriciana. C'è spaziale, praticamente, guarda, c'è praticamente una crema. Non è il pomodoro, sai, che a volte lo mettono così e non viene amalgamato bene. Questa è diventata proprio una crema. Bella, vero? C'è una bella faccia proprio. Buona proprio. Ma quindi io volendo la posso assaggiare? Sì, amo perché c'è il parmigiano, quindi lo puoi mangiare. E quindi? È ancora meglio perché l'ho girata. Ma per condimento, mamma mia. La prima volta che ti do proprio soddisfatta al 100% di un piatto di pasta che ti sei preso. Buonissimo. Signori, devo assaggiare anche io. Posso farlo e lo faccio. Diciamo che ne approfitto. Ma comunque la faccia è bella proprio. Ma poi pure questo tipo di maccheroni mi piace, lo sai? Questo tipo di pasta mi piace. Almeno, sai? Aiuto, buona proprio. Ma a parte che si differenzia subito dalle altre matriciane che abbiamo mangiato in altri posti. Vero. Il guanciale croccantissimo. Proprio crunchy. Mamma mia. La romanità in un piatto. Top, approvato. Non volesse fornire, vai. Io invece, ragazzi, sono andato con il panino. Perché? Panino cheeseburger. Vi ricordo, nel panino cheeseburger, bun, burger di manzo, cetrioli marinati fatti da loro, fontina, maionese e ketchup fatti in casa. Ci sono anche le patate, mettendo ketchup fatti in casa. Ma quanto è diverso sto ketchup? Veramente? È proprio una cosa. Pure maionese fatti in casa. E poi altre cose. Infatti guarda, si vede anche dal colore. E il colore è più giallo, cioè più scuro rispetto alla maionese normale, ma pure il colore del ketchup. Sarà nata Pumarolo pieno. Il panino, perché ho preso il panino? Perché il format di questo locale rispetto al format del ristorante è completamente diverso. Ha voluto portare la semplicità dei piatti romani a tavola, creando praticamente delle pause pranzo perfetto con dei panini, i suoi famosi panini. Questo è uno di quelli e quindi ho detto che vado a fare nel bistrò se non provo il panino. E dunque, mamma mia, come sa di formaggio.
È buonissimo. Allora, sta una carne qua dentro che fa paura. Pagliù, il burger di manzo qua dentro è clamoroso. Allora, la cottura io l'ho fatta fare media. Ci sono i cetriolini sotto marinati da loro. Allora io non li volevo, non ci vado pazzo, anche se nei panini del McDonald's tra parentesi me ne mangio, però non è un alimento che proprio mi fa impazzire. Ragazzi, sotto al dente, quando appunto dai il morso, a parte che acchiappi tutta questa carne in bocca clamorosa, ripeto, poi c'è questo crunchy che viene dato proprio dal cetriolo sotto. È un'unione clamorosa, non è bellissimo. Guardate qua quanto è grande poi, tra l'altro, eccolo qua. E poi c'è tutta questa fontina, questo formaggio che ti avvolge la bocca, è buonissimo. Formaggio senza lattosio, Ma si vede, il prodotto proprio ha una qualità superiore, cioè è proprio di livello, si vede. Però io voglio fare una cosa, come mio solito voglio provarlo con le patate, che come vedete li danno sempre a parte le patate. E a gusto personale io lo metto dentro, tanto il panino assoluto l'ho assaggiato e gli do un voto altissimo, 10. Pure con le patate, ragazzi. Buono, voglio da venire a provare assolutamente. Intanto ragazzi c'è chi mangia dietro le quinte, perché giustamente per pigliare a me non sta mangiando la sua matriciana. Niente, come sempre. Allora voglio, mi piace questa filosofia di Max Mariola di voler creare qualcosa più alla portata di tutti quanti, perché magari nel nuovo ristorante ha voluto puntare ad un altro tipo di prodotti che io tra l'altro, attenzione, non ho mai provato, io non ci sono mai andato, sono voluto venire direttamente qui perché ho visto proprio la particolarità, ecco, di questa romanità semplice portata a tavola, con panini, primi piatti, patate, carne. Non vi nascondo che, non lo so, per il video e per l'esperienza culinaria che vi voglio portare potrei anche ordinare qualche altra cosa, ma vediamo. Per il momento soddisfatto al 100%. Allora, accanto alle patate croccanti e poi fritte e accanto a ketchup e maionese fatte da loro in casa, come vedete c'è anche questo e si chiama kimchi. In pratica sono delle verdure fermentate, fa parte della tradizione coreana questo tipo di verdure fermentate, con base verza, carote, daikon, kanzachikre e peperoncino. Infatti mi è stato raccontato appunto che in Corea si fa la stessa cosa, però le verdure sono tutte quante rosse perché utilizzano il peperoncino in polvere e quindi sprigiona, diciamo, tutto il rosso. Qua invece il colore resta quello là naturale, verde, il peperoncino. Ma non è il peperoncino verde. E credo. La verdura. La verdura verde. Signori, non è finita qui perché oltre al primo, quindi la matriciana, oltre al secondo, quindi il mio panino cheeseburger, abbiamo anche la fino all'osso, che sarebbe una tartare di manzo su osso, midollo arrostito, sedano, pomodoro e parmigiano reggiano. L'odore anche in questo caso è molto molto invitante e devo dire che è anche molto molto scenico, che guardate qui, cioè visivamente parlando è proprio una bella cosa da vedere, è una loro particolarità. E quindi, vista la recensione totale che dobbiamo fare del locale, assaggiamo pure questa. All'osso si mangia. Ma no. E quindi che mangia voi? Che sta in coppa? Penso di sì, non so come si mangia. Così. Ma fino all'osso. Fino all'osso, sotto all'osso non si mangia. Guardate qua ragazzi. Ah, ecco. Questa è la tartare, vedete? Non lo so, mi sembra tipo la carne, il grasso del maiale, non lo so, il grasso della carne mi sembra. Ma è buono pure questo. Mamma mia, proprio fine. Sai che le cose fine? Per i palati fini? Che le cose faccio per gente delicata, per gente importante. Poi vengo io che ne saccio manco mangiare. Bravo, non noi quindi. Oh, è bello proprio. Ma soprattutto sta cosa sotto. Mamma mia, bella, buona proprio, te la faccio assaggiare pure a te. Non si riesce a strappare bene subito. Perciò ti ha dato il coltello, secondo me. Per raschiarla da sotto, per tagliarla. Mamma, buonissima. Questa subito ti arriva proprio il sapore. Mamma mia, ma la carne è proprio di una qualità Assurdo. eccezionale. Ma poi in bocca, veramente si scioglie, ma ci vuole veramente, si scioglie in bocca. È buonissimo. Tanti che fate delle magnate quando, sore? Vanno a fare, capi, la combo tra carne, che ha una qualità assurda, e pomodorini, che è una delle mie cose preferite. La combo perfetta, mamma mia. A parole, cioè non si può descrivere questa carne, veramente. Si scioglie proprio in bocca. Nemmeno il tempo di mettertela in bocca. Già non dire più che si è sciolto. Beh, mangio consolato, io. Mi sono consolato. Signori, finisce qui questa serata bella, una bella serata di cibo. Abbiamo pagato 50 euro, ragazzi. Veniva 54,55 tipo, vabbè, c'è stato fatto un piccolo sconto, una piccola attenzione che apprezzo. Comunque niente ragazzi, cibo veramente ottimo, da 10 a partire dal primo, quindi dalla matriciana, per finire alla carne. Secondo me è una delle più buone che veramente abbiamo mai mangiato. Cioè, a livello di qualità si sentiva subito, sia l'hamburger nel cheeseburger, sia la carne nell'osso, veramente buona
buono, quindi approvato al 100%, ve lo consiglio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se video del genere potrebbero piacervi. Me sì, perché magari vado in qualche nuovo posto, in qualche nuova città d'Italia, che mi fate sapere qui sotto nei commenti, e provo qualsiasi altro locale nuovo o anche diciamo che già c'era prima e ve lo porto sul canale. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!